Bene, buonasera, benvenuti. L'Accademia Nazionale di San Luca è onoratissima di ospitare una conferenza di Antonio Forcellino dedicata a Michelangelo, i dipinti e le sculture spirituali 1542-1545, un confronto stilistico. C'è da chiedersi perché l'Accademia di San Luca si occupi di Michelangelo, gli anni, in particolare questi anni. Voi sapete che l'Accademia di San Luca ha ufficialmente inizio con gli statuti dello Zuccari, di Federico Zuccari, fratello di Taddeo, del 1593. In quegli anni di cui ci parlerà, legati a queste pitture, queste sculture spirituali, Forcellino, sono gli anni in cui ci sono dei primi abbozzi di compagnie per quanto riguarda le arti a Roma. Nel 63 a Firenze, tra l'edizione torrentiniana e la giuntina vite di pittori, scultori e architettori di Vasari, nel 63 lo stesso Vasari fonda l'Accademia del Disegno di Firenze. A Roma ufficialmente l'Accademia di San Luca non ha ancora una sua configurazione, anche se diciamo abbozzi iniziali c'erano, perché la compagnia di San Luca, che aveva sede in una cappellina vicino a Santa Maria Maggiore, già aveva i suoi membri, ma si trattava di un'associazione, parliamo diciamo dell'associazione che raccoglie l'eredità dell'università di origine medievale. Erano delle consorterie dedicate soprattutto al rafforzamento corporativo degli iscritti nelle diverse discipline, dai battilori ai ferraioli, ai pittori, agli scultori, per questioni di committenze, di un modo per prendere i lavori. Solo verso gli anni 40, e potrei citare a questo proposito come molti nuclei di artisti e architetti si consociano per ottenere e ampliare il proprio mercato di lavoro. Penso a Perrin del Vaga, per esempio, che mette insieme una squadretta di altri artisti per il palazzo dove adesso c'è Palazzo Baldassini, oppure penso al rapporto tra Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze, che riescono a realizzare in pochi anni, prima del sacco di Roma, dopodiché Maturino muore e Polidoro da Caravaggio scende a Napoli e poi in Sicilia, in pochi anni riescono a dipingere con la facilità anche della pittura in monocroma, eccetera, attraverso il graffitismo e la pittura monocroma, riescono a dipingere un centinaio di facciate di palazzi romani. Oppure, la cito spesso, la Cappella Cibo a Santa Maria della Pace, dove un architetto, Antonio da Sangallo, chiama lo scultore Simone Mosca, chiama da Firenze Rosso Fiorentino, che fa 2 brutte lunette diciamo, per decorare questa Cappella Cibo, ma erano questioni legate appunto all'ottenimento di incarichi sul piano professionale. Solo a ridosso degli anni di cui ci parlerà Antonio, si va enucleando una prima compagnia non laica, quindi non legata all'ottenimento dei lavori, che è quella della compagnia di Terrasanta, di San Giuseppe di Terrasanta, che viene subito dopo rinominata come Compagnia dei Virtuosi del Pantheon. E nella stessa compagnia dei Virtuosi del Pantheon compaiono altri della compagnia di San Luca, che stava prima, come avevo detto, presso Santa Maria Maggiore. Ma negli anni 60 già un pittore bresciano, Girolamo Muziano, si fa carico di istruire il primo abbozzo di questa accademia di pittura e di scultura, soltanto poi con Zuccari entreranno anche gli architetti. Quindi vedete che sono anni in cui è ancora poco identificabile la figura complessiva dell'Accademia di San Luca, ma c'è un tema molto importante su cui ci parlerà proprio Forcellino, che è quello del paragone delle arti, che è molto importante per gli artisti, per i pittori e gli scultori di San Luca, che è un tema che era stato affrontato attraverso le riletture michelangiolesche da Benedetto Varchi in ambito toscano, ma che ha molto a che fare col rapporto sulla primazia, su quello che era il primato.
tema che era già stato affrontato nel 300 da Petrarca, no? Ecco, nel rapporto con la classicità, ma che per l'Accademia di San Luca diventa importantissimo, anche se sembra un tema squisitamente toscano. Ecco allora che su questo aspetto credo che ci sono molti punti di contatto, oltre che si tratta di anni, permettetelo, adesso credo che conosciate tutti la personalità di Antonio Forcellini, i suoi studi sul Rinascimento, attraverso le sue pubblicazioni straordinarie che ripercorrono non solo biograficamente o documentaristicamente i grandi del Cinquecento, da Raffaello a Leonardo, a Michelangelo, e su cui ancora insiste a lavorare, ma anche la sua capacità di entrare nel vivo delle cose attraverso la sua dimensione professionale del restauro. Ricordo di averlo tanto spesso incrociato da Palazzo Alberini, no? Di Raffaello, Giulio Romano probabilmente, al Palazzo dei Pupazzi di Via dei Banchi Vecchi. Ricordo come veniva definita la tragedia della sepoltura, no? Alla fine del secolo scorso, i primi 2 anni del nuovo millennio, il primo lavoro, la prima fase del lavoro sulla tomba di Giulio II a San Pietro in Vincoli, sulla quale è ritornato poi recentemente, mi pare 2 o 3 anni fa. Ecco, quindi una dimensione professionale che gli permette di in qualche modo porre una sorta di dimensione antimurale alla decadenza dello sguardo, come dice lui, perché forse anche in accademia abbiamo insistito molto e forse troppo sulla dimensione concettuale e intellettualistica della pittura. Ecco, è tempo e è necessario porre argine a questa caduta di conoscenza anche della materialità. Lui dice, così come Vittoria Colonna, a suo tempo Vittoria Colonna legata agli spirituali del Regno Paul, del cardinale, legata quindi all'ambito viterbese, forse in sentore anche di eresia in nome di questa dimensione aurorale del cattolicesimo, del cristianesimo. Ecco, così come Vittoria Colonna sapeva distinguere l'opera di Michelangelo, tant'è che nella richiesta diceva però che sia una cosa vostra, non di altri. Ecco, noi abbiamo perso ormai completamente questa capacità di conoscere. Ecco, quindi parlare di stile, parlare di materia sembrerebbe di rivolgersi con uno sguardo nostalgico al passato. Invece è necessario che ritorniamo a riflettere su queste questioni che sono il fondamento, perché, come vedrete attraverso la conferenza di procedura, solo conoscendo la specificità, la dimensione interiore del fare pittura, del fare scultura, si chiariranno non solo le questioni appunto del primato, del paragone delle arti, ma il senso vero dell'opera stessa. Grazie, la parola a Antonio Forcellini. Grazie, buonasera, grazie Francesca, hai detto praticamente il senso di quella che sarà la mia conferenza, che io aggiungerei solo che questo problema dello sguardo è un problema fondamentale per noi italiani, perché dalla capacità e dalla competenza dello sguardo non discende quello che in altri paesi è un esercizio intellettuale accademico. Per noi ne va della conservazione del patrimonio, cioè non sapere guardare significa non poter valutare, apprezzare, conservare. E io comincerò, se ecco, ogni volta con la tecnica c'è non so perché non mi ama, dico, non riesco a tornare nel XXI secolo. Comincerò con sì, un fatto biografico, anche per fare un po' di mea culpa. Io ho avuto la fortuna in questi ultimi 10 anni di lavorare a 3 monumenti fondamentali di Michelangelo. La tomba di Giulio II, su cui ho lavorato, come hai detto tu, tra fine del Novecento e gli inizi del nuovo secolo, l'altare Piccolomini a Siena, e la Madonna Medici con San Cosma e San Damiano nell'anno scorso. Quindi ho avuto la possibilità di
convivere con Michelangelo e lavorare con, capire delle cose anche sulla sua materia. Nel secondo restauro della tomba di Pio II, che doveva essere una semplice manutenzione nel 2017, mi sono accorto di qualcosa di cui non mi ero accorto nei 4 anni precedenti, di cui solo non mi ero accorto io, non si erano accorti i miei colleghi restauratori, in cui era passato inosservato, cioè il fatto che Michelangelo differenziasse la finitura delle sculture portando alcune parti ad un diverso livello di lustro. Queste parti, portate ad un livello di lustro, irradiano la luce in maniera diversa, di fatto fanno l'effetto di essere più chiare. Questo, che ho cercato di rendere con questa manomissione dell'immagine della vita contemplativa e della vita attiva, è un fatto molto importante. È un fatto molto importante di cui però non c'è traccia nelle fonti e che però mi ha anche provocato in qualche modo una sorta di crisi, perché lì ho avuto l'esatta sensazione che il nostro sguardo oramai fosse irrimediabilmente degradato, perché probabilmente se Michelangelo fa quel tipo di lavoro non solo lui è in grado di concepirlo, ma anche intorno a lui sono in grado di apprezzarlo, cosa della quale noi abbiamo perso la cognizione. Ora, questo trattamento delle superfici di fatto è un trattamento pittorico e questa è una cosa molto importante, ce lo possiamo aspettare da Michelangelo, è un caso unico di un pittore eccellentissimo, scultore eccellentissimo, anche architetto, no, quello per adesso lo lasciamo stare. Questa capacità di Michelangelo di trattare in maniera pittorica la scultura è legata a una sua capacità tecnica straordinaria. Durante questi anni abbiamo fatto il frottage, una tecnica molto semplice di rilievo delle superfici della pietra, che ha confermato ciò che gli occhi in qualche modo già vedevano, cioè che Michelangelo, a differenza di tutti gli altri scultori, per quel che mi riguarda, per quello che ho potuto vedere, anche a differenza del Bernini, non usa la raspa. Michelangelo usa solo strumenti a percussione, arrivando fino alla superficie del marmo con gli strumenti a percussione, di cui vedete benissimo la traccia in quella immagine, e a quel punto riesce a passare direttamente alla levigatura con la pomice, con la sabbia e poi alla fine con la lustratura. Ora, questa capacità di Michelangelo è supportata da una dote manuale straordinaria, cioè l'altra rivelazione che ci hanno portato questi rilievi è la capacità di Michelangelo di spostare lo scalpello sulla superficie senza interrompere mai, senza creare mai una differenza diciamo di solco, che è quello che si vede benissimo in questo rilievo alle mie spalle. Questo gli permetteva di andare dentro e creare questo effetto della plastica estremamente ammorbidito, soprattutto nei panneggi, che sono stranamente la sua ossessione in questo momento. Michelangelo si cimenta con la capacità di rendere la stoffa non solo nel suo andamento plastico, ma anche nel suo assorbimento sul corpo, che lascia intravedere. Cioè, normalmente gli scultori, io sto lavorando in questi giorni al monumento
e Andrea Bregno sempre a San Pietro in Vico, gli è molto chiaro la tecnica. Ci sono due piani sui quali lo scultore intercetta le pieghe, quello del fondo e quello del vertice. Invece Michelangelo riesce a dare l'impressione di entrare, di piegare il marmo attraverso una gradazione plastica, che poi è una gradazione chiaroscurale che nessuno aveva mai fatto. Naturalmente questo mi ha portato a riconsiderare una questione, a proposito del paragone delle arti di cui parlava Francesca, a riconsiderare una questione legata anche alle pitture di Michelangelo di quel periodo, al rapporto che mi sembrava assolutamente pertinente tra la restituzione plastica che Michelangelo fa nel marmo e all'idea di restituzione plastica che Michelangelo riesce a fare con la pittura. E questo apriva una nuova possibilità di studio su questa questione dei due dipinti di Michelangelo che sono coevi all'ultima fase di realizzazione della tomba di Giulio II, cioè il crocifisso per Tommaso Cavalieri e la Pietà per Vittoria Colonna, due dipinti sui quali si trascina da quasi più di un secolo una questione filologica abbastanza importante. Per alcuni sono dei disegni, per altri sono dei dipinti. Dal mio punto di vista, anche sul piano filologico, non c'è nessun dubbio che si tratti di dipinti. I documenti sono molto chiari, abbiamo una serie di lettere di Vittoria Colonna in cui si parla di pitture, di dipinte, abbiamo una serie di lettere di Pietro Bertano e di Ercole Gonzaga che parlano sempre di quadri e quindi di pitture, ma c'è un ostacolo, c'è l'ostacolo. Vasari ha consegnato alla storia l'idea che Michelangelo avesse fatto dei disegni e non delle pitture. Ora, naturalmente, dal mio punto di vista questo non è molto importante, perché Vasari ha fatto molti errori nella vita di Michelangelo e anche nelle altre vite, e in particolare basti pensare che in questo momento, nella prima edizione delle vite, Vasari parla di un Michelangelo che sta affrescando la consegna delle chiavi a San Pietro nella Cappella Paolina. In realtà Michelangelo stava dipingendo la crocifissione di San Pietro, quindi considero Vasari una fonte meno attendibile delle lettere dei protagonisti che hanno tra le mani questi oggetti e parlano chiaramente di dipinti. Però ho anche capito in questi anni che questa discussione non porta da nessuna parte, mentre è molto importante ritornare ad esercitare quello che dicevo prima, ad esercitare uno sguardo sulle opere. C'è una lettera di Vittoria Colonna che io amo particolarmente, nella quale lei dice, ha tra le mani il crocifisso per Tommaso Cavalieri e dice ditemi se è d'altri, perché se non è d'altri io non sono per rendervelo, perché non ho mai visto un dipinto così bello e non voglio che voi lo imitiate, lo facciate fare a un vostro, perché so quanta differenza va nell'imitarlo. E
dal mio punto di vista il problema di questi dipinti, del rapporto tra i dipinti originali e le copie, è proprio in questa nostra incapacità di vedere la qualità del dipinto di mano propria di Michelangelo e la capacità invece molto limitata di alcuni collaboratori che tentano di imitarlo. Questo in particolare è reso ancora più complesso dal fatto che questi dipinti in questo periodo sono fatti per un gruppo, che è questo gruppo degli spirituali, che è un gruppo di intellettuali ispirate principalmente da Vittoria Colonna, da Reginald Paul, da Morone, che è concentrato su una riforma, sull'idea di una riforma religiosa che poi diventerà pericolosa di lì a poco con l'apertura del Concilio di Trento, ma concentrati su una devozione sulla quale è molto difficile, una devozione difficile da descrivere. In realtà le fonti principali su questa devozione sono proprio i processi inquisitoriali fatti a un cardinale del gruppo, a Giovanni Morone, e le accuse che vengono fatte a Morone sono quelle di essere concentrati sul solo Cristo, sul ruolo della salvezza procurata da Cristo col suo sacrificio, e trascurare per esempio il culto delle reliquie e dei santi. E non a caso questi due dipinti sono due dipinti che hanno al centro la figura di Cristo, anche nei documenti che ne parlano. Vittoria parla: ho visto il crocifisso, che ha crocifisso nell'anima mia quante altre pitture vidi mai. Quando Polo offre la pietà a Gonzaga, che la rifiuta chiedendo di poterla farla copiare a Giulio Romano, dice: so che Vostra Eccellenza vuole qualcosa di Michelangelo, io ne ho un Cristo in forma di pietà di mano propria di Michelangelo, pur se gli vede tutto il corpo. E quindi c'è anche nei documenti questa convergenza sulla figura del corpo di Cristo. Questa convergenza che evidentemente non piace all'Inquisizione, perché noi sappiamo che tra i primi atti che Paolo IV Carafa farà, eletto Papa insieme all'indice dell'indice, sa proprio la proibizione della rappresentazione del Cristo vivo in croce, che era stata invece la creazione, l'ultima creazione più eccellente di Michelangelo. E tra l'altro quindi questo ha provocato evidentemente anche una distruzione di documenti. Pensate che uno dei motivi per cui si diceva che non fosse stato Michelangelo a concepire il crocifisso, ma Venusti a mettere insieme dei disegni di Michelangelo, era che non si trovavano delle incisioni del Cristo vivo in croce. Ma io nel corso di questa ricerca nel 2010 sono andato al Metropolitan chiedendo di vedere delle incisioni, stavo cercando altro, però è venuta fuori invece un esemplare molto importante del Cristo vivo in croce, che ci avverte che gli altri sono stati distrutti, perché nel momento in cui viene decretato l'impossibilità di rappresentare il Cristo vivo in croce, questo provoca la scomparsa di molti delle incisioni che erano state tirate. Questo per dire che la questione è molto complessa. È molto complessa perché si tratta di una produzione in un momento delicato che entra nel mirino dell'Inquisizione, tra l'altro una produzione di cui Michelangelo non voleva che si sapesse
soprattutto per quanto riguarda i dipinti, perché noi sappiamo benissimo che tutti chiedono qualcosa a Michelangelo. Michelangelo non dà niente a nessuno, né a papi né a cardinali, se non i suoi lavori pubblici, però per i suoi due amici, Vittoria e Tommaso, realizza questi piccoli dipinti con cui parlano i documenti. E questi dipinti, il dipinto Cavalieri che vedrete sempre sulla sinistra, tra l'altro hanno una storia documentale molto interessante. Il crocifisso Cavalieri fu venduto a fine Settecento, la famiglia Cavalieri ha dietro i sigilli, viene attraverso una serie di collezioni come dipinto di Michelangelo, anche di aste. Poi a un certo punto la convinzione che però Michelangelo non avesse dipinto un crocifisso gli fa perdere completamente di valore. Questa discussione da cui non si riesce a uscire mi sembra che possa avere invece un supporto importante proprio nel confronto con la scultura di Michelangelo di quel periodo. Partiamo nell'analisi del crocifisso dalle indagini di Flettografia. A destra c'è il crocifisso Amadori, che è uno dei crocifissi sicuramente di De Nusti, rintracciato da poco da Andrea Donati. Intanto le riflettografie, oltre a mostrare una qualità di esecuzione molto diversa, mostrano anche due diversi tipi di trasporto, cioè il crocifisso Amadori, quello sicuramente realizzato da De Nusti, è trasportato con lo spolvero, che mi sembra abbastanza bene. Lo spolvero è un sistema accurato che usano in genere i copisti, gli assistenti, o si usa in composizioni molto complesse. Nel crocifisso invece per Tommaso Cavalieri il disegno è quasi sicuramente trasportato col ricalco, che è un sistema molto più sommario, ma che dà all'artista le informazioni necessarie e che risulta molto più fluido nella trasposizione. Quindi un disegno che presuppone una conoscenza molto più attiva della composizione da dipingere. Il confronto che a me sembra già molto chiaro tra il Cristo Cavaliere, il Cristo del crocifisso Amadori, risolve già a favore di Michelangelo l'esecuzione del crocifisso Cavalieri, anche perché la qualità del crocifisso Amadori, che è tipica poi della struttura pittorica di Venusti, è una qualità che non riesce a restituire quel modellato plastico su cui è concentrato Michelangelo. E qui veniamo a questa proposta recente di confronto che mi nasceva durante il restauro il secondo restauro della tomba di Giulio II, in cui mi sembrava abbastanza evidente. Anche naturalmente è un campo di ricerca aperto, perché non ha sistema. Michelangelo è l'unico artista su cui si può fare un paragone del genere, forse Verrocchio, però io non arrivo fino a quella data. Sicuramente dal mio punto di vista è stata anche uno stupore vedere come Michelangelo, anche nel momento in cui è concentrato nel suo impegno devozionale, non perde il suo obiettivo primario nella produzione dell'oggetto artistico, che è quello della modifica della materia. Abbiamo visto che nella scultura Michelangelo si sta confrontando con un processo completamente nuovo di restituzione del panneggio e anche dell'anatomia, ma è chiaramente nel panneggio
che le cose assumono un valore straordinario, proprio in questa capacità di far riassorbire la piega tondeggiante nel corpo sottostante. A mio avviso questa è la caratteristica con cui lui si confronta anche in pittura. Io immagino che quello che Vittoria Colonna vedesse quando ha in mano il crocifisso e dice non ha crocifisso nell'anima mia, quante pitture vedi mai e non ho visto mai più finita cosa, l'ho guardata a lume con lo specchio e non si può imitare. Vittoria parlasse proprio di questo processo. Vittoria era in grado di vedere questa capacità di Michelangelo di restituire la tridimensionalità della materia in scultura e ripeterla quasi ossessivamente in pittura, mentre sapeva che nessun imitatore, e consideriamo che Venusti ha utilizzato il cartonetto che stava a bottega da Michelangelo, lo sappiamo dalle lettere di Cornelia Colonnelli in cui dice, e lo sappiamo dalla riflettografia perché i due disegni si coincidono, ma purtroppo noi spesso ci dimentichiamo che la pittura non è disegno, è solo disegno, se no sarebbero buoni tutti a farlo, perché la pittura, la grande pittura, è la capacità di restituire la spazialità interna dell'immagine attraverso la variazione della luce e dei toni, cosa che riesce perfettamente nella pittura di Michelangelo, soprattutto se confrontata con la scultura di Michelangelo. La morbidezza delle pieghe e la loro tridimensionalità viene vanificata nella pittura del Venusti, che tra l'altro non addensa il colore con piccole pennellate corpose, ma procede con delle velature molto oleose, tant'è che nella sua pittura noi intercettiamo non più di 2 o 3 toni, cioè il massimo chiaro della piega che va dall'inizio alla fine della parte in luce, il massimo scuro, il rosso intenso del fondo e dei toni intermedi. Non è così nelle immagini invece del crocifisso che Michelangelo ha dipinto per Cavalieri. Nel crocifisso noi riusciamo ad afferrare esattamente la piega nello spazio, nel crocifisso Cavalieri. Nel crocifisso Amadori di Venusti questa è solo un'idea molto lontana, che a me sembra molto chiara. Purtroppo quando noi parliamo dello sguardo, quando parliamo dell'analisi dello stile, in qualche modo parliamo di un'attitudine che va esercitata, altrimenti non si arriva a niente. Ora, il confronto di queste immagini sicuramente ci restituisce l'ossessione di Michelangelo per un certo andamento dei Banifici, sono identici. Il modo di cadere delle pieghe di Maria, il modo di cadere delle pieghe della vita attiva sono quasi un ricalco. In più però poi anche nella pittura noi riusciamo a misurare la distanza che non riusciamo a misurare invece nella copia che ne fa Venusti, dove tutto è appiattito su 2 o 3 piani diversi. Ora, diciamo, questa capacità che noi purtroppo non siamo più in grado di esercitare, come diceva, è un limite che rischia di avere conseguenze importanti, perché tra l'altro nel crocifisso Cavalieri c'è un dettaglio molto importante che riguarda la materialità a cui io presto molto attenzione. C'è una parte non dipinta che è un fatto un po' inspiegabile, perché in tutte le copie
una parte non finita, così come vedremo c'è nella Pietà di Ragusa, la Pietà per Vittorio, così come c'è in tutte le sculture di Michelangelo. Io non voglio entrare in questa interpretazione del perché Michelangelo non riuscisse a concludere le sue opere, perché anche il Mosè, anche le opere che sembrano più finite, sono in realtà delle opere che hanno dei dettagli lasciati non finiti. Questo probabilmente Michelangelo aveva la necessità di immaginare il suo processo creativo sempre aperto. Chiuderlo in qualche modo significava confrontarsi con un'idea di morte che non gli apparteneva. Perché dico che la capacità di esercitare lo sguardo è molto importante in un paese come l'Italia, perché l'Italia non ha solo i beni nei musei, i beni nelle collezioni. L'Italia è un'unica opera d'arte, e questo crocifisso di Cavalieri è passato negli anni 70 in un'asta, dopo che era stato oramai degradato, dopo questa storia michelangiolesca dell'Ottocento e dei primi Novecento, è stato degradato a dipinto di Venusti, e passa in asta a un prezzo molto contenuto, perché è considerato un'opera di poco conto. Quando io sono andato ad Oxford a fare le riflettografie, l'abbiamo trovato in cucina nel collegio di Campion Hall, e siccome comunque era il crocifisso Cavalieri, quindi noi dobbiamo il palazzo dei conservatori a Tommaso, accanto al palazzo dei conservatori c'è l'Araceli, dove c'è la cappella dei Cavalieri con gli stessi stemmi che sono dietro a questo dipinto, e se ci fosse stato forse una capacità di esercitare lo sguardo, quello che mi sembra emerge abbastanza chiaramente dalle immagini che abbiamo visto, forse qualcuno avrebbe anche potuto comprarlo e portarlo in Italia, questo crocifisso, e forse piano piano, quando avremo sciolto, perché per fortuna poi escono sempre nuovi documenti, quando avremo sciolto anche definitivamente la questione filologica, si scopriva che ci trovavamo un crocifisso di Michelangelo. L'altra questione, l'altro dipinto, che è la Pietà per Vittoria Colonna, anche quello è una vicenda liquidata con molta facilità. Che Michelangelo avesse fatto anche un disegno è fuori discussione, perché ci sono queste incisioni. Già Bonasone incide la composizione di cui parla Vasari nel 1546, poi ce n'è un'altra nel 47, poi ci sono una serie di disegni, quindi che Michelangelo avesse fatto un disegno con la croce dei bianchi di cui parla Vasari, con su scritto qui non vi si pensa quanto sangue costa, è fuori discussione. Diverso è dire che è stato Venusti a fare da quel disegno le composizioni pittoriche e che Michelangelo non avesse fatto un dipinto per Vittoria, i dipinti di cui parlano le lettere. Polo offre al cardinale Gonzaga un quadro significa un dipinto, non può significare un disegno. Ercole Gonzaga lo rifiuta perché sa quanto è importante, però dice: lo voglio far copiare, se me lo manda lo farò copiare a Giulio Romano. Anche qui c'è di nuovo una questione dirimente, no? Se
chi ha cognizione di come si fa un disegno sa che i disegni si realizzano in poche ore, ma non c'è bisogno però di saperli fare, perché noi abbiamo documentazioni anche nelle lettere di Michelangelo del fatto che Michelangelo disegnasse in poche ore, perché c'è un disegno che lui manda per Urbino a Tommaso Cavalieri con annotato sotto: ditemi se vi piace lo schizzo, fate uno schizzo complessissimo, altrimenti domani sera ve ne faccio un altro. C'è una lettera che scrive un monaco a Michelangelo dicendo: vi prego, fatemi quel disegno di Maria con la Santa Elisabetta, e siccome so che avete molto da fare, fatemelo la domenica, così non farete peccato, perché sarà come fare un'elemosina. Parlano di una cosa completa, un disegno è una cosa che si fa in poche ore, quindi non avrebbe nessun senso questo scambio di lettere tra Gonzaga, Polo, sulla copia di un quadro. Tra l'altro, se noi volessimo interpretare anche il quadro come disegno, dovremmo presupporre che sono tutti presi da una crisi di dislessia ogni volta che si avvicinano a questi oggetti di Michelangelo, perché tutti, invece di usare la parola disegno, usano la parola dipinta, pittura, quadro. Allora, dicevamo, questa è una questione risolta purtroppo con l'idea che Venusti ha tradotto in pittura questo disegno di Pietà, trascurando di prendere in esame un dipinto che già Hermann Grimm aveva attribuito a Michelangelo nella seconda metà dell'Ottocento, quando uscirono fuori dagli archivi le lettere di Vittoria Colonna, e Hermann Grimm le interpretò come dovevano essere interpretate. Disse: sì, questo ostacolo del Vasari non esiste più, perché esistono queste lettere che parlano di una pittura, e lui identificò questa pittura che vedete a sinistra, che tra l'altro ha delle caratteristiche diverse dalla copia del Venusti e da tutte le altre copie del Venusti, perché intanto vi faccio notare che non ha la corona di spine, e questo è molto importante perché rientra in questa produzione spirituale, rientra nella rappresentazione di questa nuova devozione, che è tutta concentrata sul sacrificio di Cristo e su nient'altro. La menzione della corona di spine, dei chiodi, del martello sarebbe stata una concessione alla pratica della superstizione. Pensate che uno dei capi di accusa a Morone è quello di non credere nel culto dei vincoli di San Pietro in Vincoli, che poi è il motivo, secondo me, per cui Michelangelo svolta la testa al Mosè, perché se no avrebbe guardato nell'altare di fronte questi vincoli. E comunque questo altro dipinto, che mi si è imposto subito, secondo me per una qualità e soprattutto più ancora che qualità, io vorrei riuscire, ma è molto difficile con le parole, mettere al fuoco il fatto che è un altro stile. La storia dell'arte esiste perché ogni pittore è individuabile attraverso uno stile che è la procedura di costruzione del dipinto, e quella che noi guardiamo, quella che noi restauratori studiamo quando dobbiamo rifare un pezzo che manca. Noi guardiamo come il pittore ha costruito il suo dipinto, se vela con delle velature molto fluide, se usa velature corpose, se usa pennellate fitte, e tutto questo separa completamente l'universo di Venusti dall'universo della Pietà di Ragusa, che diciamo si imponeva da subito come un dipinto importante, anche perché è documentato
dai primi del 600 a Ragusa. Ragusa, l'odierna Dubrovnik, è il luogo dove finiscono gli eredi spirituali di Reginaldo Polo, e quindi il dipinto che diciamo Beccadelli, che poi ritorna in Italia, ma soprattutto Crisostomo Calvini, un personaggio che era stato molto vicino a Polo nel sostenere lo spiritualismo, diciamo questa devozione, tant'è che poi abbiamo in Vaticano una straordinaria visita pastorale fatta dopo la morte di Calvino, in cui si dice praticamente questo aveva costruito diciamo un dominio eretico qui a Ragusa. Quindi il dipinto si trova lì, abbiamo un buco di 46 anni tra la morte di Polo nel 58 e i primi del 600 in cui il dipinto è a Ragusa, e sappiamo dalle menzioni nelle lettere di un testamento di Polo che non si è trovato, ma abbiamo molte lettere che ci dicono che lui aveva distribuito tutti i suoi beni tra i suoi discepoli, quindi è normale pensare che il dipinto arriva lì come eredità di Polo a Beccadelli o Crisostomo Calvini. Quello che era a mio avviso straordinario di questo dipinto era la sua vicinanza stilistica a quella che è l'ultimo Michelangelo, purtroppo quello meno studiato, quello della Cappella Paolina. La Cappella Paolina è l'opera spirituale, a mio avviso, per eccellenza, quella in cui Michelangelo rompe tutte le regole, piega l'espressione, abbandona anche quell'idea di bellezza che aveva dominato gran parte della sua produzione artistica, per entrare in questa dimensione fortemente esasperata delle fisionomie e della psicologia delle figure. Questa Madonna, che io considero la più bella raffigurazione di Madonna del cattolicesimo italiano, non bella perché ha quella grazia raffaellesca o leonardesca, bella perché esprime un urlo forte di carnalità, che è il punto più alto a cui arriva l'ultima pittura di Michelangelo, che noi troviamo per esempio nella Paolina, ma anche qui troviamo di nuovo quell'ossessione che abbiamo visto anche nell'altro dipinto, troviamo questa esagerazione, l'esagerazione anatomica, questo collo esagerato, queste fisionomie così urlanti, ma soprattutto il dipinto che fu portato in Italia per essere messo in mostra e fu restaurato dall'Istituto Centrale del Restauro, perché quando un dipinto è importante bisogna che sia restaurato non da un restauratore. Abbiamo visto cosa è successo col Salvator Mundi, ma che venga restaurato da un'istituzione terza che si faccia garante dei risultati. E le indagini diagnostiche mostrarono il carattere di un work in progress, cioè di un dipinto che non poteva essere in nessun modo una copia, perché era un dipinto, anche questo, trasportato non a spolvere ma con il ricalco, che è un sistema molto semplice di cui purtroppo in letteratura, anche nella letteratura moderna delle indagini diagnostiche, si parla poco di questo dipinto. Io mi sono molto divertito con Alessandra Risolo, che ha lavorato con me già al restauro di Michelangelo, adesso mi aveva aiutato nell'allestimento della bottega di Leonardo per la mostra
ai licei abbiamo riprodotto tutto il procedimento pittorico delle tavole e abbiamo provato a utilizzare questo ricalco con il disegno sulla tavola e abbiamo visto che è una cosa semplicissima e che lascia proprio questo segno delicatissimo che poi l'artista ricompone perché ha già in mente poi la totalità del disegno, mentre il copista si affida di più allo spolvero, che è un disegno dettagliato che però si ricostruisce male, vedremo anche più avanti delle immagini. Comunque, dicevo, le indagini diagnostiche avevano mostrato che c'erano dei pentimenti fondamentali in questo diritto, lo spostamento dell'orizzonte con la cancellazione, la sovrapposizione della pittura a alcune piante che io non so se voi potete vedere, si vedono molto bene nella riflettografia, lo spostamento radicale della posizione della testa, ma soprattutto anche qui questa che sembra un po' un elemento accattivante da talk show televisivo, no? La parte non finita di Michelangelo, sì, c'è la parte non finita e questo c'è sempre un pezzo che non viene dipinto dove si vede peraltro il disegno preparatorio della piega che andava molto più vicino alla mano. Comunque, diciamo, questi elementi portavano a una, diciamo, a una importante considerazione di questo quadro che veniva esposto nel 2011. Naturalmente un po' vittima di questa convinzione che, anzi fu definito una trouvaille, siccome ormai la critica d'arte si fa sui giornali, il storico dell'arte la licenziò, quella è una trouvaille. E questo dipinto fu esposto e 2 anni dopo ne emerse un altro, ne emerse una replica bellissima e non deve trarre in inganno il diverso colore di questa parte. Perché? Perché sotto c'è il blu, cioè il dipinto ha avuto un'interruzione. Ora, se noi incrociamo i documenti ci dicono che Polo offre a Gonzaga a Mantova il dipinto. Gonzaga dice mandamelo, io lo faccio copiare a Giulio Romano. L'ultima lettera con la quale Gonzaga chiede il quadro è del giugno 2011. Del giugno 2011, scusate, l'ultima lettera è del 11 giugno 1546, quindi possiamo supporre che questo dipinto arrivi a Mantova alla fine di giugno. Che succede? Succede che Giulio Romano muore a ottobre, comincia a stare male a settembre e a ottobre muore, quindi il dipinto lo finisce un altro Fermo Ghisoni, il suo allievo, perché poi sappiamo che Fermo Ghisoni stesso firma un anno dopo una ricevuta per altri 2 dipinti a olio tratti da Michelangelo, quindi è probabile che Fermo Ghisoni, che intanto era venuto a Roma e probabilmente, siccome quando torna il dipinto non c'è più perché Polo se lo riporta a Roma, e lui ha come modelli i dipinti del Venusti, che intanto Venusti comincia a produrre dalle incisioni e i dipinti del Venusti hanno sempre il rosa sulla gamba sinistra. Comunque sotto, siccome anche questo è stato restaurato a Roma, sappiamo con certezza che che questa è una replica fedele. 2 anni dopo ne esce un'altra molto brutta, perché soprattutto distrutta da un restauro, però è importante perché significa che c'è una replica di un modello, cioè i dipinti del Venusti non vengono replicati, quelli che noi conosciamo del Venusti sono
dipinti da pre, sono delle variazioni, tra l'altro c'è la corona di spine, ci sono i martelli, fino a che l'anno scorso ne esce una quarta replica. La Trouvaille ha generato 4 repliche. Ora, anche qui non possiamo smontare completamente la storia dell'arte, si replicano i capolavori, non è che si replicano dei dipinti di poco momento, e soprattutto si replicano in maniera così straordinariamente fedele. Poi è difficile anche attribuire queste repliche, perché da una parte senza dubbio c'è una qualità pittorica straordinaria, almeno in queste seconde repliche. Mi sembra di poter vedere il dipinto che per gli indizi documentali è riconducibile a Giulio Romano, secondo me lo è riconducibile anche in via Stili, qualcosa trapela, un leggero incrudimento del sopracciglio di Maria, somiglia molto da vicino alle figure di Giulio nel Palazzo Te. Il terzo, quest'altra replica è veramente difficile da collocare, soprattutto, ecco, questo c'è un altro passo molto bello di Vittoria nelle sue lettere, in cui ammirando un crocifisso, un Cristo così meravigliosamente dipinto, dice: sono molto felice che l'angelo a destra di Cristo sia tanto più bello, perché Cristo ponerà voi alla sua destra il Michele, ponerà voi alla sua destra nel giorno del giudizio. E effettivamente quest'angelo ha una qualità straordinaria che non potrebbe in nessun modo essere applicata alla lettura del disegno oggi accreditato a Boston come il disegno di Michelangelo, che oltre ad avere proprio una qualità esecutiva, oltre al fatto che la scritta sulla croce non è di Michelangelo, ha un angelo per niente definito, quindi quella non potrebbe comunque mai essere la pietà di Michelangelo, e infatti fino al 1950 era attribuita a Venusti. Poi è stato un gesto autoritario di Charles Tournai, che disse no, ma è Michelangelo. E naturalmente quando un'autorità fissa lo stato di un oggetto e una comunità gli si stringe intorno, poi è difficile tornare indietro, ma invece ha molto più senso ragionare con i documenti intorno a queste pitture. Ecco, le due pietà di Venusti, stile secondo me inconfondibile quello del Venusti, anche nella piattezza con cui restituisce le pieghe, con cui restituisce l'anatomia, e soprattutto il tentativo di riportare la trasgressione di Michelangelo a una condizione invece più accettabile, che è non solo la collocazione della corona di spine e del martello, che manca nelle 3 repliche di cui stiamo parlando, ma anche quello del migliorare, aggraziare un po' le immagini di Maria. Ora mi avvicino alla conclusione. Ora la cosa interessante a cui ha portato la scoperta di quest'ultima replica, oltre alla perfezione addirittura dei pigmenti, al di là della storia conservativa che può aver creato un qualche differenza, però non c'è dubbio che l'imitazione è perfetta.
senso non arriva chiaramente alla qualità di quella di Michelangelo, perché il chiaroscuro, per esempio il chiaroscuro sulla spalla di Cristo non ha quella forza che ha invece nell'originale. Quello che però è interessante è che le riflettografie hanno mostrato che questa replica è fatta col cartone, con lo stesso cartone utilizzato per fare la Pietà di Ragusa. Io spero che voi possiate vedere i segni, come vi dicevo, i segni del dipinto di Michelangelo sono segni di ricalco, quindi molto più leggeri, invece qui è stato utilizzato uno spolvero, per cui noi lo vediamo in maniera molto chiara. E soprattutto la cosa sorprendente che prova il fatto che questo dipinto è stato fatto comunque nella bottega di Michelangelo utilizzando lo stesso cartone è il fatto che compaiono dei riccioli sulla fronte di tutti e due i putti, gli angeli, che però non compaiono nel visibile. Cioè l'artista da una parte utilizza il cartone e trasporta tutte le informazioni del cartone, poi guarda però al visibile, alla Pietà dipinta, e la restituisce nel visibile come era, come è stato fatto dall'artista che l'ha inventato. E questo è per tutti e due i putti ed è un elemento straordinario. Naturalmente niente del genere compare nella versione di Venusti, che tra l'altro semplifica in maniera molto banale anche le pieghe. Abbiamo visto quel discorso di restituzione su cui si concentra Michelangelo. E concludo. Naturalmente la scoperta di questa quarta replica è un fatto molto importante, ma soprattutto è molto importante in riferimento ai documenti che vanno riletti naturalmente ogni volta alla luce dei nuovi elementi materiali che escono. Cosa ci dice questa? Perché conferma i documenti questa Pietà? Perché ci sono due passi in cui sia Vittoria che Reginaldo Polo alludono all'esistenza di un'altra Pietà. Quando Vittoria dice ditemi, se non è d'altri io sono per prenderlo, ma non voglio che voi lo facciate fare a quel vostro, perché so quanta difficoltà avè nell'imitarlo, Vittoria sa che allo studio di Michelangelo è attivo un altro pittore che è in grado di fare delle repliche di quello che lui sta facendo. E anche Reginaldo Polo, quando dice a un Cristo di mano propria di Michelangelo, in forma di pietà, pur se gli vede tutto il corpo, l'ha avuto dalla marchesa di Pescara, di cui abbiamo ritracciato anche il sonetto con cui Vittoria regala questo dipinto. Anche nel sonetto parla di dipinte, non di disegni. Comunque dice, ha avuto questo la Pietà dalla mano di mano propria di Michelangelo, e privarsene non sarebbe un danno, perché lui ne può avere un'altra. Quindi in qualche modo questi questi rinvenimenti nel giro di questi pochissimi anni ci stanno portando, secondo me, a una rilettura importante della vicenda, e che speriamo possa continuare anche con l'apporto di nuovi documenti. Io sono sempre molto fiducioso, e concludo, vedo che Francesco guarda, sono un po' allungato,
Noi restauratori siamo abituati alla forza dell'opera d'arte, a volte di fronte a un muro all'inizio lavoro ci disperiamo, cioè non c'è rimasto niente, poi invece si comincia a lavorare e di nuovo l'arte respira, e così anche con la ricerca, perché 6 anni fa non c'era niente, questa copia era stata licenziata da alcuni studiosi americani, questa è una copia tarda, una copia... Bene, adesso l'abbiamo portata in Italia, abbiamo fatto il lavoro giusto, ha prodotto 3 repliche e quindi noi crediamo che questo lavoro ci stia restituendo quella che secondo me è una delle opere più importanti di Michelangelo Buonarroti, soprattutto per la passione religiosa con la quale ha sfidato il mondo circostante. Ho finito. Come più riprese Antonio Forcellino diciamo, ha gettato qualche ombra di disapprovazione nei confronti di Giusti. Noi abbiamo appena fatto restaurare un'opera che abbiamo prestato a piccola mostra che c'è stata a Palazzo Barberini e nell'arco di 2 mesi credo riusciremo a fare un confronto tra una nuova opera attualmente in restauro da Colalucci, sempre di Venuti, la confronteremo con la nostra appena restaurata e già peraltro ho parlato per lei, per cui sei già invitato e questa volta però tra 2 mesi vorrei che fosse un canto con un controcanto, vale a dire 2 voci discordi su team metro come Venuti. Grazie. Sì, l'importante, sai, le voci contano quel che contano, il problema sono le immagini e io credo che bisogna ripristinare questa buona abitudine che chi assiste a un dibattito possa giudicare direttamente la qualità. Poi quello che penso io di Venusti è poco importante, l'importante è vedere se 2 artisti possono essere lo stesso artista, questo mi sembra una cosa fondamentale da chiarire. Bene, grazie molto. L'Accademia ricordando tra 2 mesi faremo quest'altro incontro con Forcellino. Grazie.